Era tornato a casa a Villafranca Padovana da pochi giorni dopo essere stato allontanato dall'autorità giudiziaria dall'abitazione in cui viveva con la sua famiglia un anno e mezzo fa a seguito di una denuncia per maltrattamenti. Non è bastato però perché ieri notte l'uomo, un 39enne, ha nuovamente aggredito l'ex moglie con un coltello mentre era a letto. Sul posto sono giunti i carabinieri allertati dal 118 che era stato contattato dalla donna. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito l'ex moglie con un coltello da cucina durante un litigio mentre era in camera da letto. Una tragedia sfiorata e annunciata. L'uomo, infatti, era già stato denunciato per maltrattamenti e allontanato da casa. Recentemente la coppia si era riavvicinata, probabilmente le promesse di lui di un possibile cambiamento avevano spinto la donna, solo venerdì scorso, a riaccoglierlo. La vittima è stata portata in pronto soccorso per le cure, mentre l'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate ed è stato portato in carcere dai militari. Le forze dell'ordine invitano tutte le donne vittime di maltrattamenti a rivolgersi immediatamente a loro per scongiurare tragici epiloghi.